24 ore per trasferire circa 200 migranti dalle piccole strutture dell'accoglienza diffusa ai grandi hub che tornano così a riempirsi. La disposizione della prefettura di Treviso torna di fatto a riempire, anche se parzialmente, le ex caserme che dovevano essere chiuse. Per un lunghissimo periodo abusò della sorellina più piccola, tredicenne, all'epoca dei fatti, condannato a 6 anni di carcere il fratello Orco, il dramma nel Padovano. In arrivo oggi dalla Svizzera i parenti della mamma morta in barca ieri a Jesolo davanti a marito e figli nel tragico incidente sul Sile. Doveva portare un Frecciarossa da Venezia a Mestre, ma non era in grado di compiere le manovre più semplici. Un macchinista di Trenitalia in servizio a Venezia licenziato, era ubriaco. Maltempo ed effetti sul settore agricolo, dal frutticolo al prosecco. Dopo la grande paura della grandine, la paura dei produttori è quella delle gelate. Dopo le proprie ferie la moglie è gravemente ammalata, succede all'Electrolux di Susegana, dove è stato firmato un importante accordo sulla banca Ore Solidale. La commozione della Marca per la morte di Roso, l'ultimo mulo alpino. In queste ore la decisione su come commemorare un simbolo delle penne nere. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di migranti questa mattina e in primo piano. Lo avevano annunciato proprio ai nostri microfoni una settimana fa la Caritas, le associazioni, le cooperative che si occupano dell'accoglienza diffusa. Il 30 aprile sarebbe stato l'ultimo giorno dell'attività delle strutture, le piccole strutture dell'accoglienza diffusa, che con il taglio dei fondi accusavano i fondi dell'accoglienza dovuto al decreto Salvini impediva loro di continuare la loro attività, e quindi oggi c'è stato e c'è in corso il trasferimento di circa 200 migranti da queste piccole strutture di nuovo alle grandi hub, alle caserme, le ex caserme, in particolare la Serena a Treviso e la Zanusso di Oderzo. Il trasloco oggi, nell'ultimo giorno utile, quello che Caritas e cooperative avevano indicato come termine della loro esperienza dell'accoglienza diffusa. Circa 200 richiedenti asilo ospitati nelle strutture delle realtà del sociale saranno trasferiti in giornata su disposizione della prefettura nelle ex caserme gestite da Nova Facility, ex Serena di Dosson, ex Zanusso di Oderzo, Vittorio Veneto, e chi non ci sta è fuori. Messo nero su bianco con una articolata comunicazione inviata a tutte le realtà coinvolte e discussa faccia a faccia anche con i sindacati che ieri in Piazza dei Signori a Treviso hanno manifestato per chiedere di bloccare gli effetti giudicati devastanti del decreto Salvini, che diminuisce drasticamente i fondi per l'accoglienza, impedendo di fatto lo svolgimento delle attività di integrazione che molti di questi stranieri hanno già intrapreso e, secondo chi con loro lavora ogni giorno, il rispetto della loro dignità di persone. Vedere adesso ritornare indietro il tutto ed avere soltanto dei centri di sorveglianza che non perseguiscono un fine di integrazione per 1 migliaio di persone in un territorio piccolo come Treviso è ovvio che ci preoccupa, oltre che non dare l'opportunità vera a questi ragazzi per costruire un'opportunità di futuro. Il decreto sicurezza fondamentalmente andrà a aiutare e a permettere a chi fa dell'accoglienza un business di continuare a fare il suo business, mentre ovviamente andrà a tagliare le gambe a chi invece dell'accoglienza cerca di farne comunque un lavoro serio. Le ex caserme che dovevano chiudere a breve tornano, anche se parzialmente, a riempirsi. Gli hub in provincia di Treviso rimangono aperti anche se non affollati come in passato, dal momento che gli sbarchi si sono fermati, anche se in Libia la situazione è tutt'altro che stabile. Può anche accadere, naturalmente, se è questo che intendiamo, che domani mattina dalla Libia si aprano di nuovo i porti e ci ritroviamo con una situazione analoga a quella di 3 anni fa, con arrivi in quantità tale per cui la situazione potrebbe diventare di nuovo non gestibile. La cronaca adesso, la cronaca giudiziaria, una terribile storia dal Padovano, una violenza in famiglia per anni. I protagonisti della vicenda sono fratello e sorella. Condannato a 6 anni di carcere per aver violentato ripetutamente la sorellina fin dalla tenera età di 13 anni, oggi il fratello Orco ha 30 anni ed è stato condannato dal Tribunale di Padova. Dovrà inoltre risarcirla con 70.000 euro. I fatti risalgono al periodo tra il 2009 e il 2014. Il ragazzo aspettava che i genitori uscissero per lavoro e poi non perdeva occasione di avvicinare la sorella. Un'attenzione morbosa, prima regali, poi baci, carezze forzate, fino ad arrivare alla violenza bruta.
Un calvario per la piccola che all'epoca dei fatti era poco più che una bambina. Il fratello la avvicinava dicendole che era solo un gioco. Finalmente nel 2014 la ragazza, 19enne, trova il coraggio, è cresciuta e non tollera più quella violenza. Prima si sfoga con un'amica, poi racconta tutto a mamma e papà. Da qui la denuncia ai carabinieri di Cittadella che sono stati affiancati nell'indagine da un'equipe di psicologi. Il fratello durante l'indagine si è sempre rifiutato di rispondere alle domande. Ancora la cronaca, un aggiornamento, lo leggiamo dal sito del Gazzettino di Treviso. Paura in ospedale, nigeriana strappa la pistola a un agente e tenta di sparare. Momenti di paura questa mattina, è successo a Treviso, in ospedale, dove una donna nigeriana ha strappato dalla fondina di un agente la pistola e ha tentato di esplodere un colpo. Ne è nata una colluttazione e alla fine la donna, una 31enne, è stata arrestata. Vi daremo maggiori dettagli ovviamente nel corso dei prossimi notiziari. È accaduto questa mattina all'ospedale di Treviso. Adesso invece a Jesolo, con lo strazio dei familiari, dei parenti in arrivo dalla Svizzera per la terribile morte della mamma svizzera che era con il marito e i figli in barca ieri durante il tragico incidente sotto un ponte lungo il Sile. Ci aggiorna Filippo Fois da Jesolo. Filippo. Sì, buongiorno da Jesolo, la città è ancora sotto shock per la tragedia avvenuta ieri pomeriggio che ha colpito una famiglia di turisti provenienti dalla Svizzera che stava attraversando il Sile con un'imbarcazione presa a noleggio. A perdere la vita è stata la donna, una 42enne del cantone di Zurigo. Si trovava in barca con i due figli di 10 e di 9 anni e con il marito che stava guidando la barca, come vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali. La barca è andata a sbattere contro un ponte ciclopedonale, l'alta marea non le permetteva il passaggio e in un tentativo di manovra per liberare l'imbarcazione la donna è rimasta schiacciata per l'appunto tra l'houseboat e il ponte morendo sul colpo. Una tragedia che è avvenuta tra l'altro di fronte a numerosi testimoni nel pieno del pomeriggio in una zona molto affollata e soprattutto che è avvenuta di fronte agli occhi sia del marito, della donna che dei due figli che hanno appena 10 e 9 anni. In questo momento gli inquirenti sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica, sulla quale però comunque sembrerebbero non esserci molti dubbi. La barca aveva tentato di invertire la rotta una volta che il marito della signora si è accorto che non sarebbero riusciti a passare, senza riuscirci pochi istanti e poi si è consumata la tragedia. L'imbarcazione adesso è sotto sequestro per ordine del pubblico ministero, sono stati sequestrati anche tutti i documenti legati al noleggio dell'imbarcazione che era stata noleggiata in un centro nautico di Precenicco in provincia di Udine e l'imbarco invece era avvenuto nella stazione di Casale sul Sile. Il Consiglio Comunale di Jesolo ieri ha osservato un minuto di silenzio prima dei lavori. Oggi tra l'altro è atteso l'arrivo dei familiari della donna dalla Svizzera. La salma della turista è stata ricomposta nella camera mortuaria di via Levantina a Jesolo. Per ora da Jesolo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Da Jesolo a Venezia ancora con i nostri inviati a Venezia, questa volta Ilaria Marchiori per parlarci di una vicenda incredibile e fortunatamente a lieto fine, nel senso che il macchinista, protagonista di questa vicenda, macchinista di un treno, è stato bloccato prima che potesse mettere in azione il convoglio, il Frecciarossa che doveva portare appunto tutto il treno, il convoglio da Venezia a Mestre. In questo caso fortunatamente non c'erano passeggeri, è stato bloccato perché era ubriaco. Ci racconta tutto appunto Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Trenitalia ha licenziato un macchinista in servizio alla stazione di Venezia Santa Lucia perché era ubriaco. È stato il capotreno a notare quanto di fronte ad un'operazione di assoluta routine l'uomo fosse in realtà molto in difficoltà. Sembrava non ricordare i codici d'accesso e le procedure del Frecciarossa, tanto da non essere in grado nemmeno di metterlo in moto, cosa che invece aveva fatto fino a quel momento. Nel frattempo quindi il collega gli ha consigliato di chiedere il cambio, ma è intervenuta anche la Polfer per accertare i motivi di quel comportamento e l'alcol test ha sciolto tutti i dubbi.
il macchinista aveva bevuto eccessivamente. Il caso in realtà risale a fine febbraio e si è concluso lo scorso 2 aprile col licenziamento della dipendente. Trenitalia, si legge nel comunicato, è assolutamente intransigente verso situazioni di questo genere che possano mettere a rischio la sicurezza. È inevitabile pensare al caso anche dei 2 macchinisti ubriachi sul Frecciarossa che sarebbe dovuto partire da Brescia per Napoli, solo che in questo caso la differenza con Venezia è che il treno doveva essere portato dalla stazione Santa Lucia al deposito ferroviario di Mestre e quindi a bordo non c'erano passeggeri perché erano stati fatti scendere tutti e non ne sarebbero saliti altri. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Adesso a Vicenza, dove la nostra Chiara Gaiani ci racconta al telefono di un'operazione, un blitz della Guardia di Finanza Noventa Vicentina. Parliamo, e siamo alla vigilia del 1° maggio, parliamo di lavoro nero e di sfruttamento dei lavoratori. È così, Chiara? Buongiorno da Noventa Vicentina, blitz della Guardia di Finanza in 2 laboratori tessili gestiti da cittadini cinesi. 8 i lavoratori in nero trovati all'interno, tutti di nazionalità cinese. I 2 titolari che agivano di fatto in condizioni di caporalato sono stati denunciati. Lungo l'elenco delle sanzioni elevate, le fiamme gialle hanno contestato sia il mancato versamento delle imposte sia il mancato rispetto delle norme riguardanti i rapporti di lavoro. Le aziende operavano come terziste tra i committenti finali anche industrie nazionali di alta moda. Per ora da Noventa Vicentina è tutto, la linea può tornare allo studio. A proposito di lavoro invece, intanto c'è un accordo importante firmato dagli industriali di Padova e Treviso per fermare la fuga dei laureati. Sentiamo. Un'alleanza tra imprese di Padova e Treviso e Università di Padova per invertire il fenomeno della fuga dal Veneto dei giovani laureati. Primo effetto l'attivazione di tirocini e stage e di dottorati in ricerca industriale con 10 borse di studio pronte a partire per un finanziamento complessivo di 700.000 euro. Oggi il 40% delle imprese fatica a trovare competenze adeguate e in Veneto ci sono più laureati tra i 29 e i 35 anni che se ne vanno rispetto a quelli che arrivano in azienda, a differenza di Lombardia ed Emilia Romagna dove la situazione è decisamente migliore. Le risorse umane di qualità si trovano e si spendono in ambiente universitario e in ambiente industriale. A volte si immagina che università e impresa siano molto diverse. Invece nella realtà non lo sono, serve impegno, serve passione, serve creatività. L'associazione industriali vuole anche che le piccole e medie imprese possano collaborare con l'università. L'accordo firmato è triennale, la competizione globale si gioca su 3 sfide: capitale umano qualificato, trasferimento tecnologico, investimenti, e bisogna conoscere bene le richieste del territorio, delle aziende di qualunque dimensione. L'università deve capire che deve in realtà essere, confrontarsi non con quelle poche aziende eccellenti, no, bisogna calarsi nel territorio. Il nostro territorio deve essere tutto messo al sistema, dobbiamo scaricare a terra tutta la potenza che possiamo dare. Intanto in queste ore il Ministero dello Sviluppo Economico darà il via libera per il finanziamento da 7 milioni di euro per il Competence Center del Nord-Est guidato dall'Università di Padova, che sarà il punto di riferimento per le imprese che vogliono sperimentare le tecnologie digitali e integrarle nei processi di produzione delle aziende. E ancora lavoro con l'importante accordo, l'Electrolux di Susegana sulla banca Ore Solidale, e c'è il caso di un marito che ha donato le proprie ferie alla moglie gravemente ammalata. Devolvere ferie e permessi a favore di un collega ammalato. È la Banca Ore Solidale, istituto che oggi registra un importante potenziamento. Grazie all'accordo, il primo nella Marca, raggiunto tra i dirigenti di Electrolux e le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL. L'intesa, firmata nella sede di Assindustria Veneto Centro, recepisce e amplia quanto già previsto nel Jobs Act e nel contratto nazionale metalmeccanici. Da oggi sarà possibile cedere ore di permessi, riposo e parte delle ferie non solo a vantaggio di colleghi che debbono assistere i figli minori bisognosi di cure, ma anche a beneficio dei colleghi stessi per affrontare gravi problemi personali.
Tutto è partito dal caso di un'impiegata nello stabilimento di Susegana, colpita da una grave e lunga patologia. Per potersi curare, la donna ha consumato tutto il periodo di malattia previsto dal contratto, ma grazie a questo accordo, proprio il marito, anch'egli dipendente dell'azienda, potrà ora devolvere alla moglie le sue ore di permesso e parte delle ferie. E sono già molti i colleghi della coppia pronti a mettere a disposizione le proprie ore per dare loro un aiuto concreto, dando corpo così ad una vera e propria staffetta di solidarietà aziendale. Siamo soddisfatti di questo accordo, hanno dichiarato i sindacati, non solo perché dà sostanza a quanto già previsto dalla legge, ampliandone il campo di applicazione, ma anche perché in un periodo segnato dall'individualismo è importante incoraggiare forme di solidarietà fra colleghi nei casi di situazioni particolarmente difficili come una lunga malattia. Torniamo adesso a parlare del maltempo che ha colpito negli ultimi giorni, nelle ultime ore, anche la Marca trevigiana e la zona del Prosecco. Dopo le grandinate il timore adesso è delle gelate. Non è stato un grande inizio di stagione per il Prosecco di Marca. La grandinata di venerdì sera e la pioggia ghiacciata mista neve di domenica mattina hanno messo a dura prova i germogli tra le vigne del Superiore, soprattutto nella fascia da Bigolino e fino a Rolle. Ora però la vera preoccupazione è il calo termico, perché non accada, come 2 anni fa, che la gelata di una notte bruci un'intera annata. Produttore con lo sguardo alla neve che ha imbiancato il Cesena e i monti vicini fino ai 1000 metri, con il timore che la prossima notte il termometro scenda sotto lo zero. Sorvegliati speciali i filari del Basso Conegliano Valdobbiadene, ovvero la zona di Bigolino e in genere lungo l'asta del Piave, mentre per la DOCG Colli Asolani le maggiori preoccupazioni corrono lungo la Val Carasia e gli avvallamenti tra le colline di Monfumo ed Asolo. Tanti timori sottolineano i produttori, ma al momento non grandissimi danni, calcolando ad esempio che nel territorio del Superiore, che conta circa 8.000 ettari, non sono più di 500 quelli colpiti dalla grandinata e di questi ancor meno quelli con danni davvero importanti. E non a caso è lo stesso Presidente della Camera di Commercio a ridimensionare gli allarmismi lanciati dal Consorzio Superiore e dal Presidente Innocenzo Nardi. C'è un po' troppo di allarmismo, la zona interessata è certamente una zona importante però molto contenuta, quindi non dobbiamo creare assolutamente allarmismi per niente, perciò io mi auguro che ovviamente si possa procedere con una produzione normale, insomma, questa è anche la sensazione che ho tramite i contatti che ho avuto con i produttori. Situazioni che secondo il Presidente Pozza possono mettere in moto delle speculazioni difficili da contrastare se si continuerà con troppe distinzioni. Ci sono anche delle speculazioni, bisogna stare attenti alle speculazioni e quindi qui ci deve essere la vigilanza dei consorzi, purtroppo si parla di 3 consorzi ma ci dovrebbe una politica per un consorzio unico, perché ovviamente governare un prodotto così importante ci vuole una regia unica. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la cronaca, questa volta dal Padovano. Rieccoci in studio in diretta, il TG delle prima edizione del nostro telegiornale delle 12:30. Ripartiamo dalla cronaca, siamo nel Padovano e i danni ingenti per un incendio che ha distrutto un negozio a Noventa Padovana. Principio di incendio all'alba in un negozio di assistenza per elettrodomestici di via Risorgimento a Noventa Padovana. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto uscire il fumo dall'interno del negozio. I pompieri sono arrivati da Padova con 2 automezzi e hanno spento le fiamme, evitando che si estendessero all'intero negozio. Le cause sono in via di accertamento da parte delle squadre dei vigili del fuoco intervenute, ma si pensa a un probabile cortocircuito elettrico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Torniamo adesso ad aggiornarci sulle notizie che abbiamo letto prima dal sito del Gazzettino. C'è un aggiornamento: la donna nigeriana che ha estratto una pistola, ha tolto la pistola a un agente di polizia all'interno dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso e ha cercato di sparare e fortunatamente è stato solo la presenza della Secura a evitare un dramma. La donna era stata fermata all'aeroporto Canova, aveva un certo numero di ovuli di droga in corpo. La 31enne è stata portata in ospedale, dunque come si fa in questi casi per poter andare in bagno, è entrata accompagnata da un agente della finanza che doveva sorvegliarla. Questione di pochi istanti, la nigeriana è riuscita a strappare la pistola dalla fondina dell'agente e ha provato a esplodere un colpo. Fortunatamente la pistola aveva la Sicura, ne è nata una colluttazione. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare la 31enne, mentre sul posto è arrivata anche la polizia che l'ha arrestata. In questi istanti è arrivata anche il tweet di Matteo Salvini, del Ministro dell'Interno, che ha scritto: non ha sparato solo perché non è riuscita a togliere la Sicura.
Nel 2016 la nigeriana, scrive, aveva ricevuto il diniego della protezione internazionale e poi tolleranza zero, questo scrive Salvini in merito alla vicenda di questa mattina a Treviso. Dalla cronaca torniamo alla politica, o meglio alle amministrative del 26 maggio, perché non sono pochi nella Marca trevigiana i comuni che andranno al voto con la presenza di un solo candidato sindaco. Le piace vincere facile, No, vincere facile così forse se la gente va a votare, però abbiamo sempre bisogno comunque di un confronto in qualsiasi campo, anche quello politico. Stefano De Pieri, candidato unico alla carica di sindaco nel comune di Chiarano. Alcuni lo chiamano già scherzosamente il podestà, non tanto per la camicia nera che da sempre fa parte del suo guardaroba, quanto perché governerà il comune senza opposizione. E non è un caso isolato, guardando cosa è arrivato sabato in prefettura. Con Chiarano anche Povegliano, Cimadolmo, Mansuè, Gorgo, Miane e Sarmede. Una sconfitta per la democrazia, secondo uno dei sindaci uscenti. È sempre auspicabile che ci sia una contrapposizione, è anche stimolante e arricchente per chi amministra avere qualcuno che in qualche modo controlla, comunque l'onestà è sempre in primo piano, ma controlla ed ha anche degli spunti che possono essere positivi. Per chi ci spiega sempre a Chiarano chi ha composto la lista, è sempre più difficile trovare giovani disposti ad impegnarsi. Secondo me è proprio il disimpegno che ha procurato la politica verso i giovani, soprattutto gli ultimi anni. Insomma, nella Marca, almeno per alcuni comuni, vige il famoso detto "mi novoco bata". Ecco, sì, sicuramente vado a prendermi i fastidi che non me ne frega di prenderli probabilmente. Così alla fine l'unico ostacolo ai nuovi podestà sarà il quorum, per evitare in questo caso il commissario prefettizio. O podestà o prefetto, insomma in questi comuni la figura del sindaco, soprattutto di una fiera opposizione, si sta appannando. Il volere del popolo ovviamente comunque fra 5 anni potrà comunque cambiare. E adesso, restando nella Marca, la commozione di queste ore dopo la morte ieri del mulo iroso, simbolo delle penne nere, sta cercando appunto di decidere come commemorare questo simbolo degli alpini. Addio a Iroso, matricola 212, ultimo mulo alpino. Era stato la stella della Dunata Nazionale di Treviso nel 2017 e lo scorso 13 gennaio le penne nere di Vittorio Veneto gli avevano dedicato una grande festa per i suoi 40 anni, età straordinaria. Iroso, le cui forze nelle ultime settimane erano iniziate a mancare, si è spento nella notte nella sua stalla di Cappella Maggiore, dove era accudito con tutti i riguardi dagli addetti del reparto salmerie e dal proprietario Antonio De Luca, che acquistò lui e altri 11 compagni negli anni 90, salvando loro la vita e con essa ciò che rappresentavano, dei compagni fedeli, ancor più dei fratelli. Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto e anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo e Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. Così il presidente Zaia, che alla festa per i 40 anni di Iroso volle esserci e che oggi commenta commosso la perdita del grande vecchio. Come tutti i veri alpini, anche il generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti per restare comunque sempre nei nostri cuori. Tante volte ci siamo incontrati con Iroso, ricorda il governatore, e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Iroso che sembra aver atteso per andarsene che tutto fosse compiuto, le adunate, le celebrazioni del centenario, il 25 aprile, quando i riflettori sulla sua Vittorio Veneto si sono alla fine spenti. Iroso non era semplicemente un animale, rappresentava molto per gli alpini, la dedizione che gli alpini e il reparto salmeria ha dedicato a questo animale è stata veramente encomiabile, ma per il simbolo che questo animale incarnava. È il simbolo dell'alpinità, è il simbolo delle sofferenze degli alpini in generale, che hanno patito durante la guerra, e della profonda simbiosi degli alpini con questi animali. Iroso non verrà dimenticato. Gli alpini decideranno nei prossimi giorni come ricordarlo. Di certo verrà conservato lo zoccolo con il numero di matricola 212.
Siamo in chiusura, prima di ricordarvi gli appuntamenti con la programmazione, una notizia che viene da Malo, dove un misterioso fortunato ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto nuovo 50 per del Gratta e Vinci. Non si conosce al momento l'identità di questo vincitore, che potrebbe essere una persona del posto comprato il tagliando di 10 euro in un punto vendita nel centro di paese a Malo, 2 milioni di euro. Ore 13 fra pochissimo, come solito l'appuntamento ogni giorno del martedì in questo caso, e poi questa sera 20:10 torneremo a parlare delle elezioni europee. Lo faremo con due candidati alle elezioni europee: Lorenzo Damiano, candidato con la lista di Forza Nuova, e Luca Saccone, candidato con la lista dei Verdi alle europee. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'ondata di maltempo che ha causato piogge intense e anche il ritorno della neve in montagna concede una tregua alle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà ancora a tratti coperto, con qualche residua precipitazione sui monti. Sarà più asciutto e soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi circa. Occasionali piovaschi saranno possibili anche sul Friuli Venezia Giulia, specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore migliorerà ovunque con ampio soleggiamento. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso, ma ancora con qualche nevicata sui confini alpini oltre i 1100 metri. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.